In queste acque, attraverso i secoli, l'uomo si è adattato a uno scenario in continuo mutamento. L'attività umana ha profondamente modificato l'aspetto e l'equilibrio idrogeografico della laguna fin dall'epoca dei primi insediamenti. Numerosi ritrovamenti archeologici documentano la presenza dei Romani in laguna già dai primi secoli d.C. Di origine romana è Chioggia, all'estremità meridionale delle acque lagunari. Dall'alto si può osservare come il centro storico conservi ancora la tipica impronta della città romana, di cui sopravvive il tracciato ortogonale. Ma fu all'inizio del Medioevo, tra il V e il VI secolo d.C., che questi luoghi cominciarono a popolarsi stabilmente, quando divennero naturale rifugio per le genti dell'entroterra in fuga dalle invasioni barbariche. Molti profughi trovarono riparo a settentrione in questa piccola isola, Torcello. Prima della fondazione di Venezia, al tempo in cui tutta la gronda lagunare era sotto il dominio bizantino, era forse questo il centro più importante della laguna. Qui gli esuli della città di Altino, spinti dalla calata dei Longobardi, trasferirono anche la sede episcopale, avviando la costruzione della cattedrale, straordinaria testimonianza dell'incontro tra Bisanzio e il mondo veneto. Attualmente Torcello conta appena una ventina di residenti, ma l'inestimabile patrimonio archeologico e architettonico che ancora conserva ne fa un luogo di turismo culturale molto frequentato. La laguna costituì sin dalle origini il principale elemento di difesa per Venezia. Molti furono gli sforzi compiuti per mantenerla in vita artificialmente. Nella prima metà del Cinquecento, i veneziani realizzarono un'opera idraulica poderosa con la deviazione del corso dei fiumi Brenta, Sile e Piave. Nel Settecento furono stabilizzati e rinforzati i lidi che separano la laguna dal mare con l'imponente opera dei murazzi, lunghissime dighe in pietra d'Istria poste a difesa del perimetro esterno lagunare. Ma ancora molti sono i problemi che assillano questo ecosistema unico al mondo, riconosciuto dall'UNESCO assieme a Venezia come patrimonio dell'umanità. Immagini e colori fanno della laguna di Venezia un luogo incantevole. Acqua e terra formano un paesaggio irripetibile. Fin dalle origini, i veneziani furono costretti a sfruttare intensamente ogni lembo di terra per il loro sostentamento. Sant'Erasmo, la più grande delle isole, fu preziosa fonte di approvvigionamento per Venezia, con la straordinaria fertilità dei suoi terreni. Accanto a Sant'Erasmo, la piccola isola di San Francesco del Deserto. Anche qui vi sono tracce della presenza romana. È tradizione che nel 1220 sia approdato in quest'isola lo stesso Francesco d'Assisi a fondarvi un ricovero per i suoi frati. In seguito i francescani costruirono questo convento, che ancora oggi conserva la semplicità e tutto il fascino del francescanesimo delle origini. Di fronte a Venezia, al centro del bacino di San Marco, un altro luogo di culto, San Giorgio Maggiore, antico monastero benedettino, oggi sede della Fondazione Cini.
Qui architettura, arte e natura si fondono in un equilibrio perfetto. La chiesa, progettata da Andrea Palladio, rappresenta quasi una sintesi della sua arte e delle sue concezioni architettoniche. La laguna ha generato nel corso dei secoli una molteplicità di attività umane, quasi fosse un grande laboratorio aperto alla caccia e alla pesca, al commercio, all'artigianato, all'industria e all'ingegno. L'Arsenale era il cuore dell'industria navale veneziana. Qui nacque la leggendaria flotta della Serenissima, destinata a piegare i turchi e a conquistare il Mediterraneo. Considerata la prima industria dell'Occidente, la fabbrica occupava oltre 2000 lavoratori. All'interno di questi edifici, maestranze specializzate eseguivano in successione le singole operazioni di assemblaggio delle navi, anticipando di secoli il sistema della catena di montaggio. Più a nord, Murano e Burano sembrano essere espressione e sintesi della laguna di Venezia. A Murano è rimasto intatto uno dei massimi esempi di luogo di culto romanico, la Basilica di Santa Maria e San Donato. La sua origine antichissima risale ai primi abitatori della laguna. I rifacimenti successivi includono un pavimento a mosaico del XII secolo di eccezionale valore che molto ha influenzato il linguaggio artistico dell'epoca. Murano, uno dei centri più popolosi della laguna, è nota in tutto il mondo per la produzione e la lavorazione del vetro, che fin dal 200 la Repubblica aveva localizzato nell'isola per motivi di sicurezza, allontanando da Venezia un'attività ad alto rischio di incendio. Da secoli, grazie alla creatività di famiglie di maestri vetrai, quest'isola è la culla mondiale del vetro artistico. Poco distante, l'isola dei colori, Burano. Forti contrappunti di colore segnano confini netti tra le abitazioni. Si dice che ogni colore corrisponda a una famiglia. Si dice anche che la nebbia abbia costretto i pescatori a colorare le proprie abitazioni con tinte forti per riconoscerle rapidamente. Lungo i canali, i vivaci colori delle case creano effetti di grande suggestione che attirarono qui molti pittori nella prima metà del secolo scorso. Fu anche da queste isole che i primi abitatori della laguna partirono per costruire poco lontano la più bella città del mondo, Venezia. La città che, sospesa tra acqua e cielo, divenne centro di un impero, espressione di una civiltà originalissima, miracolo della tenacia e della straordinaria creatività dell'uomo.